Ed ecco la situazione meteorologica. L'irruzione di aria di origine artico-marittima è responsabile di un rapido passaggio perturbato che sarà seguito poi da un calo termico, ma anche da un netto miglioramento meteo nella seconda parte della settimana. Nel pomeriggio nuvolosità sul levante, mentre sul centro-ponente si avranno delle ampie schiarite, ma poi verso sera il rapido transito di un fronte porterà a rovesci, specialmente sul settore centro-orientale, possibili sfiocchettate in Val d'Aveto a quote superiori agli 800 metri e in Valle Scrivia sopra i 500 metri. Venti di libeccio in rinforzo fino a Burrasca Forte al largo, da nord forti in serata, prima sul ponente poi su tutta la regione. Rapido aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso, a tratti anche agitato durante il pomeriggio, e temperature massime in calo nel ponente potranno però raggiungere i 16-18 gradi. Per domani, giovedì 26 marzo, i tecnici della Limet prevedono inizialmente prevalenza di cielo nuvoloso ma senza fenomeni, poi schiarite sempre più ampie durante il pomeriggio. Venti molto forti dai quadranti settentrionali, raffiche fino a burrasca, mare stirato sotto costa agitato al largo e temperature in generale diminuzione su valori sotto la media stagionale del periodo.